Lo conosci di gusto? Sai chi è? Giovanni Mariangelo. Ho sentito nominare. Mischino è dovuto scappare dalla Sardegna, quasi abbandonato da tutti. Dimmi tu quando vuoi iniziare. Prima presentami. Sesi. Grazie che mi dai di domandare in lingua, ma siccome ti devi comunicare con tutti, col mondo, è bello che stiano questa lingua dell'invasore in italiano. Quando è necessario andare in lingua, donare un lingua. Questo è poi sardo puro? Assolutamente sì, soprattutto per quelli che ancora non conoscono la loro vera storia. Perché se i sardi insegnassero la loro vera storia, i sardi si vergognerebbero di dire che sono italiani. Allora, Deus io sono Mario Flore, un indipendentista convinto, un indipendentista che ha giurato un impegno, una dedica a questa terra, finché non sarà libera dalla schiavitù, dalla colonizzazione, dello Stato invasore italiano. E perché no? Anche dall'invasione di Santa Romana Chiesa, con rispetto a chi? A quei cattolici, a quelle persone che sono convinte che Santa Romana Chiesa qui abbia fatto solo del bene. No, qui Santa Romana Chiesa, che è uno Stato, è lo Stato invasore più lungo, più longevo, che si è sovrapposto alla nostra cultura, manipolando, edulcorando, mettendo nomi, cambiando sulla nostra identità, che ha manipolato e ancora oggi, pretende dai sardi, lo pretende anche agli altri popoli, ma io, da popolo, da sardo, mi preoccupo della mia terra, della mia nazione, del mio popolo, del popolo sardo, con immenso rispetto a tutti i popoli di questa terra che hanno diritto della loro libertà, della loro identità. Ce la mettiamo anche nel video, ma sei proprio bella, sei. È una curiosona, è cucciola proprio. Belletta, vai via. Maria, dobbiamo imparare Questo a... è Feniccio. Feniccio. Lo vedi? Bella, è Feniccio. Belletta, belletta. Siccome questo qui l'abbiamo trovato dentro casa e non sappiamo da dove arriva. Dopo l'abbiamo scoperto. Ah, quindi è un invasore. Esatto, è un invasore perché faceva anche da padrone, tra l'altro, capito? Feniccio. C'erano gli altri due cani. Questo era al mio 60° compleanno, che l'avevamo. Anche questa è molto bella, qui, questa me la. Qualche giorno fa leggevo una stupidata di uno che scrive libri, sardi e anche italiani, non pronuncio neanche il nome perché, guarda, io come ho già detto, con rispetto agli italiani onesti, cioè tutti i popoli italici, perché l'Italia è una combinazione di molti popoli, che appunto questa unità d'Italia è stata fatta da uno dei più grandi criminali che abbia camminato sulla terra, che è Giuseppe Garibaldi. Lo sappiamo bene che per l'Italia, la storia italiana ti dicono che è l'eroe di due mondi, ma stiamo scherzando. Un trafficante di esseri umani, uno che ammazzava senza pietà, si era messo la camicia rossa per confondere gli schizzi di sangue della gente che ammazzava, ma stiamo scherzando, lasciamo perdere. Io lo manderei via anche da Caprera,
tanto per essere chiari, eroe. Chiamare eroe un essere del genere è assurdo, perché questo fa parte della storia italiana, con quell'altro grande criminale che era re di Sardegna, chiamato re di Sardegna, che ha rinnegato il regno di Sardegna per fare il regno d'Italia, che oggi è stato sepolto al Pantheon. Bene, se ne stiano lì, ma se ne vadano dalla Sardegna. Anche questi rigurgiti che ancora esistono in Sardegna, ma vadano via. Si sentono italiani, vadano in Italia. La Sardegna non ha nulla a che vedere con l'Italia, in qualsiasi punto di vista la vuoi guardare, anche dall'evoluzione delle ere più antiche, più remote, da quando questa terra è emersa dal grembo della, chiamiamola pure, della Dea Madre che è venuta fuori dalle acque. L'Italia era ancora in fondo al mare. Questa terra è nato un popolo, c'è stata un'evoluzione e la Sardegna, essendo un'isola, lo vogliamo capire che c'è stata un'evoluzione a sé, e questo lo si dimostra anche scientificamente andando a vedere tutti i ritrovamenti, tipo la valle di Lanaito, Grotta Corbedu, che ci sono entrati, che ci sono studiosi che hanno lavorato su questo e hanno visto l'evoluzione di questa terra, di questo popolo. Assolutamente sardi. Innanzitutto perché siamo nati in questa terra e ogni essere del mondo ha un obbligo morale di difendere la propria terra, la terra dove nasce, la sua terra madre, e non essere un mercenario. Certo, oggi lo sappiamo bene, come ti ho già detto, che vai a scuola e ti dicono che sei italiano. Purtroppo da bambino cresci con quest'idea e difficilmente riesci a entrare nel meccanismo di capire, perché anche quando vai a fare ricerche nei libri trovi solo che è questa una regione italiana, cioè regione. La Sardegna, se da millenni si dimostra che è nazione, non invenzione come l'Italia, che si sono inventati, come ti ho detto, quelle Garibaldi e quelle Vittorio Emanuele II, dei criminali, sia chiaro, perché questo devono dirlo e devono studiare nella storia, ma soprattutto nella storia del popolo sardo, affinché capisca chi è veramente il sardo. Il sardo non esiste motivo per dire che è italiano, mettiamocelo in testa. La Sardegna, io che non sono andato a scuola, come sono arrivato a questo sentido, quando sfogliavo i libri e guardavo il disegnino della Sardegna, dicevo, ma la Sardegna è un'isola, come mai dicono che è italiana? E allora approfondivo la ricerca, io nella mia ignoranza. Quando sono venuto, a avere quello che era la modernità, il computer, che mi era stato imposto da un mio cognato, che adesso su gelosia, perché è stato praticamente il mio maestro che mi ha quasi imposto il computer, no? Che io andavo a cercare le lettere, mi guardavo il dito e poi andavo a cercare la lettera e schiacciavo, no? Oggi ha avuto un pochino di più di dimestichezza, non che sia eccelso, ecco, però piano piano sono riuscito a comunicare anche con altri che ho visto che avevano interesse a sapere le cose, insomma, che quando scrivo qualche cosa
qualcuno lo legge, eccetera, e in questo cammino praticamente sono arrivato alla conoscenza di quelle che sono anche le leggi degli stati, cioè capire qual era la differenza fra nazione e Stato. La Sardegna è una nazione, l'Italia è un'invenzione, sempre come ti ho detto. Quindi noi siamo una nazione perché si scrive in sardo, TZ, nazione senza Stato. I sardi dovrebbero lavorare per avere uno Stato indipendente dalla colonizzazione italiana. Dov'è il problema? Dov'è il problema di questi che praticamente sono dentro quel palazzo che chiamano regione? La pronuncio, regione, ma è RAS, è rappresentanza. Asini sardi. Perché quelli sono sottomessi. Innanzitutto vengono eletti da partiti italiani. Oltre metà dei sardi non va a votare. Quindi se la maggioranza, perché il non voto è un'espressione, sia ben chiaro. Se non vanno a votare, la maggioranza è di chi non va a votare, cioè è del popolo sardo, che non vuole essere rappresentata da questi somari, da questi asini di incapaci. Incapaci significa che non è capace. Questi fanno i loro interessi, vanno lì, invece di pensare a salvare la terra, al progresso del popolo sardo, questi pensano a sistemare amici e parenti, figli anche deficienti. Questa è lì la situazione del popolo sardo. La questione delle pale eoliche, io ne sto parlando già da diverso tempo, infatti ho anche un blog, se tu vai a guardare, Mario Flore, cerchi, e io ho scritto tante cose. Ho scritto del no al Galsi, ma l'ho scritto appunto spiegando anche che sono dipendenze, noi non abbiamo bisogno. Se c'era bisogno del gas col Galsi, la Sardegna, sotto la roccia della Sardegna, c'è il bacino più grande d'Europa di gas. Basterebbe perforare e hai tutto il gas che vuoi. E ne fai quello che vuoi. Non c'è bisogno di essere comunicati con l'Africa o con chi vogliono unire questo tubo. Perché questo tubo effettivamente è una dipendenza. Andando avanti siamo arrivati alle invasione delle pale eoliche, ma stiamo scherzando. Allora, noi avevamo qui una produzione di energia idroelettrica che è la migliore in assoluto, la più ecocompatibile ovunque. Noi abbiamo 63 bacini di acqua che buttavano via. Oggi perché ti dicono che non c'è acqua? Proprio per non dire che vogliamo ampliare la energia prodotta dall'idroelettrico, che è la migliore, perché una volta girate le pale, tu vai, prendi quell'acqua con un bicchiere, prendi, te la bevi, sei tranquillo, la puoi usare per le colture, la puoi usare per tutto, oltre che basterebbe potenziare. Poi con questo, facendo un intercollegamento di questi bacini, l'acqua è inesauribile in Sardegna. Però siccome devono speculare, perché adesso quando non piove c'è siccità, quando piove c'è disastri, e che sono speculatori,
che vogliono speculare, non vogliono il bene della Sardegna, sia chiaro. E qui c'è anche la questione di Coldiretti, che non ha mosso un dito contro le pale eoliche, sia chiaro. La Coldiretti, quelli che coltivano, ma mi dicono se queste terre vengono occupate da pannelli e da pale eoliche, dove coltivano, dove è il futuro del popolo sardo, di quelli che devono ancora nascere? Ma stiamo scherzando? Allora, a prescindere da quello, c'è mancanza di acqua? Basterebbe fare dei dissalatori. Chiuso il discorso. Non è che ci voglia molto. Ti fai un paio di dissalatori e hai tutta l'acqua che vuole. La dolcifichi, usi quest'acqua come cavolo vuoi. Quindi qui puoi potenziare e produrre tutta l'energia idroelettrica che vuoi da solo i sardi. Però ci vuole sentito dei sardi, che il popolo sardo si liberi da questa corruzione di RAS e anche ANCI, che sono propri servitori dello Stato invasore italiano. Di conseguenza, se noi vogliamo, la soluzione la troviamo. Non c'è acqua? Abbiamo i dissalatori. C'è acqua? Abbiamo i bacini per immagazzinarla. Quando abbiamo l'acqua, produciamo tutta l'energia che vogliamo nostra. E se siamo noi, Stato indipendente, siamo noi che decidiamo di venderla e darla agli altri, non che vengono gli altri speculatori a rubarci non solo e a rovinarci la terra. Stiamo scherzando. La terra è vita. La terra ci serve per piantare grano, per piantare ortaggi. Anche questo possiamo produrre e vendere, ma ci vuole su sentito. Ci vuole sardi che ci sono persone capaci in Sardegna, sardi che sono. Perché per indebolire questo popolo cosa fanno? I giovani laureati brillanti qua non hanno spazio, anzi non gliene danno proprio. Li costringono ad andare in disterro, ad emigrare. E qua magari ti portano qualcuno di fuori e gli fanno fare anche il bello. Vediamo tipo quello della sanità che è venuto, dice un rombo di tuono e il rombo lo sta facendo ma per il voto per distruggere, per carità di Dio. E se togli quella che è la mente brillante, praticamente questa non sembra, però è una pulizia, un'estinzione. E tieni presente che a me le fabbriche come Domus Novas, e là già stanno anche piantando pale eoliche, a Domus Nova che costruiscono bombe, qua è una vergogna perché quelle bombe vanno a distruggere asili. Ecco, però quella la chiamano distruzione. Ecco, tu sei complice e non ce n'è bisogno di queste fabbriche, perché queste fabbriche di morte dalla Sardegna devono andare via. Qui bisogna produrre grano, qui bisogna produrre formaggio, perché noi le pecore, se sono mantenute e ben curate, noi possiamo avere menti brillanti che trovano lavoro qua in Sardegna,
pensando al popolo sardo, alla Sardegna e comunicare col mondo, con tutti il resto dei popoli del mondo. Quello con i 2 scudi, quello è un messaggero, cioè uno con i 2 scudi è uno che non vuole combattere, ma vuole comunicare. Nonostante che lui ti faccia vedere la sua immensa forza, non ha voglia di combattere perché sa di distruggerti. Lui ti vuole convincere con la pace. Questo è il compito del messaggero. Su Messaggero. Bravo. Bravo. Scusa, come ti va a essere uno guerriero? Si tiene i 2 scudus. C'è un guerriero, una mano da tenere libera, cosa? Poi quanta essa spada. Uno che agguanta da 2 scudus, vuole nagli è uno che vuole dire, comunicai savagi. Mancai che sia dimostrando di essere un grande guerratore e invincibile guerratore. Uno che tiene di quattrocus, pobili ad ampio raggio. Quindi, di conseguenza, gusto, po' bene. Oltre su chinanta, isarcheo, su terreno su 10, questo per me è su messaggero della pace, cioè su pacifista più antico dessa terra e chi sa storia conoscerà. I sardos, che traballanta pro s'amistade, amicizia tra i popoli. Grazie ad Andrea Lordo che mi ha concesso di ottenere questo bello e nobile scultura. Adesso non c'è qualche, non ce ne sono Vado, fiorellini. dica. Ah, Adesso dica. non ce ne sono molti fiorellini, quindi, però Quindi sono tutte borse riciclate. piano piano ho fatto svuota cassetti, via. Poi le galli tolto, aspetta poco, sembra e poi. Cosa c'è? La storia di Prattabello che prende nome da quella rivolta del 1969 che nobilmente gli abitanti di Orgosolo presero questa iniziativa di mettersi contro l'invasore italiano che voleva fare un poligono appunto nelle terre comunali di Orgosolo. E in quella rivolta si manifestò quella sentire, quell'unità popolare proprio, soprattutto le donne che scesero in lotta, riuscendo brillantemente, portando questa nobile rivendicazione. Qui il poligono non lo fai. Visto la mara parata, lo Stato italiano ritirò le sue truppe, andò via con i loro mezzi e praticamente rinunciarono a costruire il poligono nel comune di Orgosolo.
e lo spostarono da altre parti e noi sappiamo bene dove sono andati a fare questi poligoni, che ancora oggi sono un dramma che tutti i sardi dovrebbero conoscere. Cosa succede anche all'interno di quei poligoni, perché spostati da Orgosolo li hanno fatti appunto in altre zone della Sardegna, come Quirra. Il popolo di Orgosolo, ecco dove io dico, non ha mosso un dito per la costruzione dei poligoni d'altra parte della loro nazione, non solo del loro comune, ma Orgosolo fa parte a tutti gli effetti della nazione sarda. Ecco, praticamente hanno difeso casa loro. Non si può pubblicare. Oggi, perché ti dico questo? Oggi, nel 2024, che siamo in piena minaccia di occupazione di pale eoliche e fotovoltaico, hanno minacciato di fare queste pale altissime che rovinano l'ambiente e anche, diciamo, quella spettacolare immagine di quei posti. Orgosolo subito scende in campo. Guai. Ecco, io dico che un po' di opportunismo c'è. Perché noi dobbiamo difendere la Sardegna, la nazione, non solo il comune. La vogliamo capire che le pale eoliche, se vengono costruite da altre parti, anche se non sono in casa mia, il disastro della Sardegna, della terra dei sardi, è compromesso il futuro di tutti i sardi che devono nascere. Io dico Comunque, che il popolo sardo, con questa nobile iniziativa delle firme, che io non avrei chiamato Pratobello, avrei chiamato 28 aprile, avrei chiamato Palabanda, ma l'avrei chiamata in tanti altri modi dove si distingue sa ribellia del popolo sardo che difende sa Sardegna, la propria nazione. Ecco, io avrei usato al posto di Pratobello 24, io avrei usato altri termini che ricordano i momenti della nostra storia. C'è poco da fare, però fermo restando che queste nobili firme, oltre 200.000, è una cosa spettacolare. Guardate bene, io credo che solo contro il nucleare abbia raggiunto un maggior successo, perché allora contro il nucleare era il 97% dei sardi, tranne qualche fedelissimo di Forza Italia, allora di Berlusconi. no. E chi è? Che sa, vuoi anche i nomi? Ascolta, tu hai firmato. Io non ho problemi. Hai firmato per Pratobello? Allora, io ho detto questo, da indipendentista
naturalmente, che con suo sentito indipendentista ho detto questo: vorrei essere l'unico a non firmare questa nobile causa, ma l'ho detto per arrivare a suo sentito di che cos'era veramente questa lotta, nobile lotta. Però io da indipendentista, io non devo andare a firmare e portarle alla RAS. Mi sono spiegato? Penso di sì. Perché andare a rivendicare le vogliamo chiamare persone, per me sono asini, va bene, rappresentanza di asini, incapaci, probi, servi fedeli di uno Stato invasore, eletti da partiti italiani. Portare le firme a questa gente, e oggi lo vediamo che cosa sta succedendo, significa riconoscere quell'organo che ti sta sottomettendo. Io da indipendentista non lo riconosco, mi rifiuto assolutamente di riconoscere quell'organo di sottomissione. Io vorrei che, visto la situazione, che queste firme che ha firmato, che sia un vento, ma non un vento di sacarcia, come qualcuno ha voluto giostrare per mantenersi il suo potere col telecomando. Io voglio dire che questo vento che sia di ribellia, il vento della ribellione per l'indipendenza, l'autodeterminazione del suo popolo sardo, del popolo sardo, che si confronti al pari con tutti gli altri popoli del mondo, con il rispetto di italiani onesti e di tutte le persone oneste che vogliono abbracciare la pace nel mondo e non la distruzione della terra, la Dea Madre che ci consente la vita. Abbiamo una terra meravigliosa, è al centro del Mediterraneo. Ma per quale motivo la vogliono distruggere? Addirittura adesso stanno proponendo impianti di idrogeno, che non serve, come ho detto, come ho già detto. Se noi potenziamo l'idroelettrico, se ci serve acqua, abbiamo la possibilità di riempire i bacini quanto e come vogliamo, noi con l'idroelettrica siamo in grado di produrre energia da vendere non solo all'Italia, all'Europa. A decidere dobbiamo essere noi sardi, che poi sia idrogeno, sia idroelettrico. Se siamo noi a decidere, lo dobbiamo stabilire noi, da sardi, senza avere cavi che attraversano il mare, che fanno solo danni, sia chiaro, danni e dipendenza. Perché noi non avremo mai la autodeterminazione se dipendiamo da altri. Quando poi noi stiamo producendo e diventiamo praticamente sottomessi. E cerco a un occhio. Sin dal primo momento questa storia del presidio ho condiviso questa nobile lotta
appunto che hanno messo piantini di olivo, perché l'olivo rimane sempre un coso protetto, ma come ho detto, cioè l'ho detto, è inutile che stiamo a giocarci sopra. È una servitù di cui possiamo fare a meno. Quindi la resistenza del presidio nel territorio di Selargius è nobile e deve andare avanti, costi quel che costi. Ho visto il disagio, e il disagio io lo conosco, che da 5 anni io e la mia compagna stiamo subendo, perché ci è stato tolto uno dei beni primari, la corrente, che abbiamo sempre pagato, e questo è grazie alle leggi dello Stato invasore e dei suoi probi servitori dello Stato, che dice che la legge è uguale per tutti. Certo, la legge è uguale per tutti, come è scritta nel loro codice, è uguale come è scritta, e chiunque lo legge la stessa cosa, ma bada bene, viene applicata a secondo di quello che tu possiedi. Ecco cos'è la legge italiana. L'Italia che ripudia la guerra e costruisce le bombe a Domus Novas che vengono sganciate nello Yemen, da altre parti dove ci sono le guerre, distruggono asili, distruggono scuole, praticamente distruggono vita, e qui lo chiamano lavoro, grazie anche alla complicità di quella razza, gli asini incompetenti sardi. Questo è il sunto del popolo sardo. Popolo sardo, si dai sindi, che adesso Italia ne poteva fare a manco. Siamo una nazione ed è giusto da nazione avere il nostro Stato per garantire un futuro di pace, di benessere per chi deve nascere. Resistenza, ribellia, indipendenza. Forza populare. Si siamo unidos, vincimos, aspetta. Però, perché sono... Oggi siamo stati in compagnia di Mario. Mario? Grazie. Mario Flore, grazie. indipendentista, Grazie per avermi invitato. assolutamente. E io sono Dovere. Margherita. Margherita, mamma mia, Obbligo morale, abbiamo avuto un bellissimo Pro pranzo. chiunque- Grazie anche alla signora, tua Che- La mamma. mamma è... pro chiunque traballa per la libertà dessa nazione sarda, dessa Sardegna, del suo popolo sardo. Per me è sempre bene, a domo mia, a domo soro, che questo è già considerato un punto di partenza Ah, del territorio non sapevo. dessa Sardegna indipendente. Grazie Domenico. Grazie Mario. Mi ha Grazie spiegato... a tu Allora, e a tutti i sardos di buona volontà che traballano mi ha per la raccontato... libertà dessa Sardegna e della sei sana questa terra a chi è depede nascire.
resistenza, ribellia, indipendenza. Vieni a parlare. Mi ha raccontato tutte quelle cose che io non conoscevo e poi ve le racconto anch'io. Ciao. E quelli di Dei Afores. ragazzi, dei giovanissimi, Di Afores. dei brillanti, che sono sa spera, sa gioventù sul popolo sardo. Vedi, mi hanno regalato questo. Questo tu sapeva tutto durante le battaglie, sa, che in esame su Apu portava avanti. Disegno che mi ha dedicato sempre Camacho, Ignazio Suergio, su che ha fatto tutti questi murales, e questo è un cartello che Apu portava. Siamo stati un grande Sì. popolo, lo siamo e possiamo veramente diventare liberi e indipendenti. Se non avesse modo, l'inventamo. Se non avesse strada, la vachimmo. Se non c'è il metodo, ce lo inventiamo. Se non c'è la strada, la costruiamo. Forza, popolo sardo, unios, vinquimos. Assa indipendenza dessa Sardegna e del suo popolo sardo, libero e indipendente. E in pace. Assolutamente, la pace è la regola in assoluto. Io, da pacifista non violento, sono sempre per la pace. Mai con le armi.